lunedì 26 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo subito con le notizie, anticipandovi però quelli che saranno i nostri ospiti. Ci sarà la Presidente del Rotary di Catania, Laura Bonaccorsi, che è reduce da una importante iniziativa benefica contro la polio. Poi ci collegheremo con Londra, con Marco Varvello, il corrispondente della RAI, autore di un nuovo libro, e avremo il piacere di avere in studio Viola Valentino, presto in una serie televisiva, e fresca sposa proprio a Catania. Cominciamo però con le notizie. Palermo, la strage di Capaci, non si spengono le polemiche sul minuto di silenzio che è stato anticipato durante le commemorazioni, una scelta che di fatto ha escluso decine di partecipanti al corteo che sono arrivati dopo. La Fondazione Falcone ammette: abbiamo fatto una papera, ma non accettiamo, dice, critiche da personaggi come Orlando. Abbiamo fatto una papera, nessuna passerella. La Fondazione Falcone prova a spegnere le polemiche legate al minuto di silenzio anticipato sul 33° anniversario della strage di Capaci, diramando un comunicato stampa. Ogni anno, il 23 maggio, Palermo si stringe attorno all'albero Falcone, si legge, e come ogni anno, puntualmente, c'è chi cerca di trasformare un momento di memoria collettiva in un pretesto per polemiche di parte ideologica, facendo politica con l'antimafia. È stato lo stesso Grasso, prosegue la nota, ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto, ma il presidente non si deve scusare di nulla, perché, come abbiamo scritto pochi minuti dopo la lettura dei nomi, la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni momento della nostra vita. Poi la nota prosegue: la memoria non si difende con l'applausometro, si difende con la coerenza, con l'impegno, con la verità e soprattutto con la responsabilità, anche ammettendo, come adesso, che abbiamo fatto una papera. Poi un attacco all'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che aveva pesantemente criticato la scelta di anticipare il minuto di silenzio. Tra le tante voci che si sono levate in questi giorni, una su tutte straordinario simbolo di incoerenza, respingiamo con forza, sul piano morale, prima ancora che politico, quella del professore Leoluca Orlando, perché non possiamo dimenticare che lui fu, negli anni più difficili, uno dei peggiori nemici istituzionali di Giovanni Falcone, contribuendo con parole e azioni a isolarlo e a delegittimarlo, fino a costringerlo a difendersi davanti al CSM, e non si è mai scusato. Marco, come raccontano i quotidiani stamane questa storia? Andiamo proprio sui due quotidiani, due dei tre quotidiani principali regionali, sul Giornale di Sicilia e sulla Sicilia. Michele, andiamo subito sul Giornale di Sicilia con questo titolo che ritroviamo di spalla sulla prima pagina: Fondazione Falcone, una papera, l'anticipo dell'orario. Ammesso l'errore, ma non ci sono state passerelle politiche. Gli organizzatori del corteo dicono non basta. Poi chiaramente ci spostiamo invece sulla Sicilia, perché sulla Sicilia andiamo a vedere ad esempio quello che troviamo sulla polemica con Leoluca Orlando. Mi sembra ci siano dei problemi tecnici. Allora ritorno da te e poi riandiamo con le letture dei quotidiani. Continuiamo quindi con i servizi. Forza Italia tra fedeli e rivoltosi. C'è anzitutto il cosiddetto lodo Mulè sul tavolo di Tajani, vice segretario e presidente di Forza Italia. Fibrillazioni dunque tra Palermo e Roma. Giovedì 29 c'è la segreteria nazionale. Giovedì prossimo a Roma la direzione nazionale di Forza Italia sbarcherà un dossier sul caso Sicilia. A portarlo sarà il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Lo ha annunciato dalla trasmissione Il Punto, intervenendo sulla situazione di Forza Italia nell'isola. A Marcello Caruso, coordinatore regionale e uomo di Schifani, chiede una maggiore collegialità, sottolineando che in 2 anni e mezzo non è stata tenuta alcuna riunione. Sicuramente quello che manca è una condivisione, una collegialità, diciamo così, all'interno di questo coordinamento regionale, che non c'è mai stato, perché appunto da 2 anni che c'è il commissario, 2 anni non si riunisce. Io stesso solleverò la questione alla segreteria nazionale con la necessità che ci sia questo incontro, perché non è giusto, non è bello e non bisogna parlarsi sui giornali, bisogna parlarsi tra di noi nelle sedi opportune.
C'è poi la vicenda dello scandalo dei referti istologici. Le dimissioni di Croce non bastano e ci sono da cercare altre responsabilità, anche se chi ha sbagliato dovesse essere un forzista. Il principio di responsabilità che deve essere sopra ogni amministratore pubblico, me compreso. Se io sbaglio, io pago, e se mi devo dimettere, mi dimetto. Dopodiché non ha importanza. Quando si parla di salute, di vita delle persone, non può entrare in campo l'appartenenza politica. E sul candidato alla presidenza nel 2027 in Sicilia, Mulè frena anche il segretario nazionale Tajani, che ha già investito Renato Schifani. È giusto che sottolinei come l'azione amministrativa di Schifani sia corretta e che quindi sia il candidato naturale. Ma il 27 è il 27, cioè può essere che lo stesso Schifani a un certo punto invece cambi idea. Però ripeto, chi guarda il 27, e vedo che in giro tanti guardano il 27, fa un torto a ciò che va fatto oggi. C'è dunque un sommerso in Casa Azzurra fin qui tenuto in silenzio, ma che adesso spinge per venire a galla. A te Marco. Allora, ritorniamo alle pagine ripartendo dalla questione legata alla giornata del ricordo, della memoria del 23 di maggio e alle polemiche che ne sono seguite. Per cui ritorniamo sul Giornale di Sicilia. Fondazione Falcone, una papera, l'anticipo dell'orario, ha ammesso l'errore ma non ci sono state passerelle politiche. Gli organizzatori del corteo dicono non basta. Però se andiamo a vedere sulla Sicilia ritroviamo anche quelle che sono state le ultime polemiche, quelle della giornata di ieri. Basta guardare il titolo: chi fu nemico di Falcone stia zitto. La fondazione parla di papera per l'anticipo del minuto di silenzio sotto l'albero. I manifestanti replicano: non si banalizzi sull'accaduto. Orlando si difende, c'è il diritto alla verità. Ecco perché la polemica nasce proprio dall'intervento di Orlando. E allora nell'interno, nella parte interna dell'articolo, leggiamo: nell'uscita della fondazione c'è anche un attacco frontale. Tra le tante voci che si sono levate in questi giorni, una su tutte, straordinario simbolo di incoerenza, respingiamo con forza sul piano morale, prima ancora che politico, quella del professor Leoluca Orlando. Sulla questione invece legata a Forza Italia andiamo adesso sempre sulla Sicilia con il titolo che vi leggo: Forza Italia fra fedeli e rivoltosi, il lodo Mulè sul tavolo di Tajani. Il partito in Sicilia, il gruppo Ars difende Schifani e Caruso, ma il 29 c'è la segreteria nazionale. Grazie Marco. Adesso le ultime sulla Blue Tech. C'è un braccio di ferro fra Nicolosi e Pellichera. Il patrono del Catania vorrebbe riequilibrare l'assetto societario. Come sapete Nicolosi è al 70%, ma ci sarebbe un problema con i tempi. Vediamo. Lunedì un incontro con i sindacati a Palermo, martedì si potrebbe già mettere un punto fermo per il possibile avvio delle operazioni di riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale di Termini Imerese. Queste le novità principali delle ultime ore nella spinosa e lunga vicenda dell'ex stabilimento Fiat Bluetech. Rimane il grande punto interrogativo sull'assetto societario dopo che l'imprenditore italo-australiano Ross Pelligra ha ceduto il 90% della società con cui si era aggiudicato il bando per il rilancio del sito industriale dal Ministero del Made in Italy, tenendo per sé solo il 10% del capitale. Ad acquisire il 70% delle azioni il gruppo Nicolosi Trasporti, l'altro 20% il CAEC, Consorzio Artigiano Edile delle Costruzioni di Comiso. Dopo quella che era stata definita da Caniglia una situazione momentanea, sembra che il gruppo Pelligra avrebbe voluto riequilibrare l'assetto societario, con l'idea iniziale di portare le quote a 40% ciascuna per Pelligra e Nicolosi e 20% per CAEC. Ma dopo l'aumento di capitale operato da Nicolosi, impresa catanese di trasporti che conta 1500 dipendenti e un fatturato da 150 milioni di euro, e l'esborso di buona parte dei 13 milioni di euro per comprare la Bluetech e pagare gli stipendi di 350 lavoratori transitati nella holding, sembra che sia saltata l'intesa fra Pelligra e Nicolosi e forse ci sarebbe anche un problema con le tempistiche. L'assessore regionale Tamaio frena gli allarmismi e fa sapere che nei prossimi giorni si confronterà con il presidente della regione che ha messo sul piatto 30 milioni di euro per l'isopensione dei 180 lavoratori ex Bluetech, e con il ministro Urso, mentre Nicolosi assicura che vi è l'interesse di diverse aziende per il progetto di rilancio del sito. Il calcio adesso a Buongiorno Sicilia, calato il sipario sul campionato, si lavora per pianificare la nuova stagione. Il Catania punta alla riconferma di Mimmo Toscano, presto un nuovo faccia a faccia fra il tecnico e Garella.
Puntare in alto deve essere l'obiettivo del terzo anno di C. Significa primo posto, significa provare a evitare un play-off in cui sale una squadra su 28. Non facile, come non è facile arrivare primi nella stagione regolare, ma il Catania, dopo essere stato sempre lontano dalla lotta per il primato, sia nel primo che nel secondo anno della nuova gestione, adesso vuole stare là e per riuscirci deve fare gli investimenti giusti. Un Catania competitivo, la volontà del tecnico e dei dirigenti. E venendo a Toscano, con ogni probabilità, la fondamentale garanzia chiesta per dare senso a un progetto, quello cominciato l'anno scorso in questo periodo con l'arrivo del tecnico dopo la promozione col Cesena e di Faggiano. Le scorie della stagione scorsa ci sono, soprattutto legate al ritiro estivo con il blackout di fine luglio e agosto e la questione esuberi. Serve una situazione diversa fin dall'inizio, vision che accomuna Grella e Toscano. I due hanno parlato e vogliono un Catania competitivo fin dal lavoro di preparazione a Norcia. Così come è importante, i tasselli dell'estate scorsa erano due, la figura del direttore sportivo non solo nella parentesi del mercato ma anche nella vita di tutti i giorni durante gli allenamenti e nel legame fra squadra e società. Faggiano, lo sappiamo, ha vissuto un anno difficile, ma vederlo nel finale e soprattutto sentirlo nel modo in cui spronava la squadra o evitava di scaldare ulteriormente gli animi nelle ultime partite anche in trasferta diventa un segnale incoraggiante per il futuro, un futuro che è già partito con la mossa Torre del Grifo che, nel caso in cui ovviamente il centro sportivo diventi rossazzurro, entrerà e in parte già l'ha fatto nell'ambito lavorativo di Zarbano, altro tassello fondamentale. Le basi dovrebbero esserci, ora vanno fatte le scelte giuste per portare in alto il Catania. Vediamo con Marco Carli adesso i quotidiani della nostra regione. Marco, a te. E andiamo, grazie Michele, subito sulla Sicilia per ritornare al servizio che abbiamo sentito con il nodo allenatore per quanto riguarda il Catania, poi andremo alle prime pagine ovviamente dei quotidiani e ci leghiamo al nostro servizio. Toscano Lascio raddoppia, la conferma sembra vicina, volontà e principi, non è una piazza come le altre, questo ha spesso ripetuto il tecnico, servono programmi ambiziosi, un mercato in entrata all'altezza delle aspettative. Ricordiamo appunto tutto quello che è successo l'anno scorso in casa Catania, soprattutto proprio nel periodo del mercato in estate. La nuova stagione del club deve necessariamente passare dal faccia a faccia in sede tra il cannibale, così viene soprannominato Toscano, e il vicepresidente Grella. Andiamo poi sul direttore sportivo. Faggiano, accordo quasi certo col Modena, se ne è parlato molto nel pomeriggio di ieri. Dall'ambiente rossazzurro però arrivano smentite, però bisogna trovare una soluzione velocemente, deve necessariamente il Catania fare mercato e dunque è giusto condizionare tutto dall'arrivo del direttore sportivo, dalla conferma del direttore sportivo. Allora andiamo sulle prime pagine, dalla Sicilia, partendo dal titolo principale che riguarda, come al solito sono due sulla Sicilia, quello sulla politica internazionale, Kiev che accusa gli Stati Uniti, ne parleremo molto durante la rassegna stampa nazionale e internazionale, il silenzio uccide, e poi il ruggito dei gattopardi, SOS da Palazzo Gangi, Val Guarnera, tutelare questi gioielli costa milioni, in Italia nessun incentivo ai mecenati. Andiamo poi su Giornale di Sicilia perché qui si parla di una notizia relativa agli ex precari e alla situazione del lavoro in Sicilia. È una rivolta da parte degli 11.000 LSU. Andiamo proprio sulla pagina del quotidiano. Ex precari, stipendi da fame. La protesta che sbarca all'Ars, rivolta degli 11.000 LSU e dei 4.000 ASU, adesso stabilizzati nei comuni con il part-time, chiedono il tempo pieno. Mercoledì sindacati e assessori convocati in commissione. Abbiamo letto poi della situazione legata alla Fondazione Falcone e poi il bazar Pagliarelli con i cellulari a 500 euro, il retroscena del Blitz, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali, per i traffici in carcere, prezzi d'oro per i mini telefonini, questo leggiamo sul Giornale di Sicilia. Sulla Gazzetta del Sud invece ci sono le parole di Piantedosi per quanto riguarda il ponte. Piantedosi ammette l'errore, il ministro sulle deroghe ai controlli antimafia,
dopo lo stop del Quirinale. Si discute di un deficit comunicativo. Ma se andiamo anche qui sulla Gazzetta del Sud troviamo la questione precari con stipendi da fame, la ribellione che sbarca all'Ars. Ma ritornando a Piantedosi, se andiamo sulle pagine interne della Sicilia, nella pagina che abbiamo letto prima, legata a Falcone e alla situazione di ciò che è successo in questi giorni dopo il 23 di maggio, ancora è protagonista Piantedosi. L'idea del Viminale fa insorgere le opposizioni. Di che cosa si tratta e di che cosa si parla? Scioglimento per mafia, stiamo parlando ovviamente dei comuni, serve un'alternativa. Queste sono le parole da parte di Piantedosi che hanno fatto discutere chiaramente soprattutto le opposizioni, visto che si parla del Ministro dell'Interno. Vi faccio vedere poi qualche pagina interna legata proprio ai quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia e da un quartiere importante di Catania come Montepo. Montepo è quel ponte dei sospiri, i residenti ci sentiamo ostaggi, il presidente del quinto municipio Calcinacci dal viadotto competenza della città metropolitana. In via Vigo lavori attesi dal 19 aprile, e pensate siamo al 26 di maggio per cui stiamo parlando di circa una quarantina di giorni. Anche in viale Mediterraneo e in tangenziale 2 cantieri senza termine. Questo è quello che leggiamo sulla pagina interna della Sicilia per quanto riguarda Montepo. Ma vi facciamo vedere sempre sulla stessa pagina anche quello che ci attende per l'estate, soprattutto per chi è amante del bagno sulla spiaggia della playa. I mesi dei bagni e l'accesso alla playa, fra pista ciclabile e semafori, rischio sulle strade del mare di notevoli rallentamenti. Situazione legata appunto alla viabilità verso l'estate, pochi parcheggi e corsie intasate potrebbero portare a una stagione di polemiche. Si parla molto delle concessioni balneari, se ne è parlato tantissimo prima di quest'estate, adesso il tema diventa quello della viabilità, partendo dal tantissimo afflusso di turisti, ma ovviamente anche di cittadini catanesi, per le vie della playa. Torniamo sulla notizia che vi abbiamo dato in precedenza, ma che vale un po' per tutte le situazioni legate agli stipendi in Sicilia e non solo, anche in Italia. Di questo si è discusso tanto anche nei giorni scorsi. Il posto fisso che vale poco. Stipendi bassi, area di rivolta, quasi 15.000 dipendenti dei comuni provenienti dal bacino del precariato sono tornati in pressing sui sindaci e sulla regione per avere un contratto full time. In caso arriva all'Ars, il caso in commissione sindacati, ANCI e 3 assessori. È un dato molto importante, quello appunto del posto fisso, soprattutto del posto fisso part-time che fa discutere tanto in questo caso. E poi vi faccio ritornare ancora sulle pagine interne della Sicilia, Tomo di Catania, per farvi notare ancora un articolo sulla scarsa qualità dell'igiene e dei cibi in alcuni luoghi di ristorazione. Trattoria con cibi in pessimo stato a Corso Martiri della Libertà, scattati sequestri di alimenti ed elevate pesanti sanzioni. In altri locali riscontrate diverse irregolarità, 18.000 euro di multa a una macelleria. E poi sulla Movida pizzicati 7 parcheggiatori abusivi, denunciato anche un siracusano in trasferta, pensate un po', da Siracusa per diventare parcheggiatore, non certamente in regola. Ne parleremo tanto della questione Medio Oriente anche durante la nostra rassegna stampa nazionale e internazionale, ma se ne è parlato, anzi c'è stato un corteo a Catania ieri. La città stavolta si schiera, andiamo proprio sulle pagine interne della Sicilia, con un corteo imponente contro il genocidio a Gaza, i raid israeliani, slogan e bandiere, fiume colorato nella strada dello shopping.
solidali tutti verso la Palestina. Israele va fermato in tutti i modi, questo ciò che si legge sulla pagina di Catania è relativo a quello che è successo ieri proprio nella città etnea. Vi do poi una nota di colore che arriva dalla Gazzetta del Sud. Stiamo parlando di Vulcano, invasa dalla bellezza di 1000 studenti di tutto il mondo. L'evento nazionale di primavera 2025, la 3 giorni Erasmus dedicata alla riscoperta delle Eolie, arriva appunto sulla prima isola raggiungibile delle Eolie e alla conoscenza del patrimonio culturale di Dante Alighieri, tanti studenti dell'Erasmus proprio in una delle nostre isole. Michele. Molto bello tutto questo. Adesso andiamo a vedere un po' qual è la situazione del traffico, lo facciamo con la polizia stradale. Naturalmente da Catania il sovrintendente è collegato in diretta, Sebastiano Cannavò. Buongiorno, eccoci pronti. Purtroppo non c'è l'audio e allora se lo attiva lei riprendiamo dall'inizio, altrimenti adesso passiamo a vedere il traffico in città a Catania. Provi pure, dottor Cannavò. Vediamo? Non ci siamo ancora. E allora pazienza, vediamo un momento, speriamo di poterlo fare fra qualche minuto, grazie. Intanto andiamo a vedere il traffico a Catania, circonvallazione e via Vincenzo Giuffrida. Vediamo da dove cominciamo. Questa è la circonvallazione, ecco qua, vedete i rallentamenti sul lato destro sono ovvi perché lì come al solito ci sono i semafori pedonali, però insomma è una cosa veloce e poi va. Dall'altro lato non si vede perché c'è un'alberatura bella fiorente. Comunque direi che insomma siamo alle solite, niente di particolarmente grave. Questa è via Vincenzo Giuffrida, anche qui stessa storia, parcheggi pedonali, sacrosanti, giusti per chi deve andare da una parte all'altra a piedi. Sul lato sinistro vedete una maggiore affluenza di auto, ma appena poi diventa verde si scioglie subito. Benissimo, questo è Catania, traffico. Vediamo se il sovrintendente Cannavò non riusciamo a avere l'audio. Allora facciamo una pausa, chiediamo scusa naturalmente al dottor Cannavò e alla Polizia Stradale. Fra poco la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con il nostro Marco Carri. Buongiorno Sicilia, state con noi. Andiamo a dare un'occhiata al traffico, soprattutto nella Sicilia orientale, con il sovrintendente della Polizia Stradale, Sebastiano Cannavò. A lei la linea. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna Sicilia. Bene, iniziamo con la situazione del traffico nelle arterie principali autostradali. Nessuna criticità si registra sul tratto della 20 Messina-Palermo e sulla 19 Catania-Palermo. Sulla 18 Messina-Catania, coda in uscita dal casello di San Gregorio in direzione Catania per traffico intenso. Sulla 18 diramazioni, RA15 tangenziale di Catania, si segnalano rallentamenti e traffico intenso in direzione Siracusa e traffico intenso e rallentamenti sulla 18 diramazioni dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud Catania centro. Sulla 18 Catania-Siracusa Modica, tratto tra Avola e Cassibile in direzione nord, direzione Siracusa, aperto, ma persiste il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Passando alle strade statali, sulla SS 121 Catania-Paternò si registrano rallentamenti tra Piano d'Avola e Mister Bianco direzione Catania, traffico intenso al momento. Sulla SS 192 Valle del Dittaino, lavori di demolizione dalla parte superficiale del ponte di Dittaino lungo la strada statale 192. Si consiglia agli utenti in transito lungo la tratta stradale di utilizzare il percorso alternativo dallo svincolo di Agira, sull'autostrada A19, fino allo svincolo successivo di Catena Nuova in direzione Catania e viceversa in direzione Enna. Infine si raccomanda a tutti gli utenti della strada di adottare comportamenti responsabili e sicuri. Quindi utilizzate sempre dispositivi di sicurezza e di protezione come caschi e cinture di sicurezza, evitate di utilizzare il telefono cellulare mentre guidate, poiché può distrarre la vostra attenzione e aumentare il rischio di incidenti. Inoltre non impegnate le corsie di emergenza riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso e di emergenza.
E ricordate che la vostra sicurezza e quella degli altri dipende soprattutto da voi. Quindi guidate con prudenza nel rispetto degli altri utenti della strada. Dal centro operativo compartimentale della Polizia Stradale di Catania è tutto. Buongiorno. Grazie al sovrintendente Cannavò. È il momento della rassegna stampa nazionale con Marco Carli. A te Marco. Grazie Michele. Nazionale e internazionale, perché i titoli principali sono riferiti a ciò che succede in Ucraina e in Russia, perché dopo i raid russi proprio sulla capitale dell'Ucraina, Kiev, ci sono state le parole di Zelensky, che ha detto agli Stati Uniti: se state zitti aiutate fondamentalmente Putin, e poi le parole di Trump riguardo a Putin: non mi piace ciò che sta facendo, rischia di perdere la Russia. Questi sono i temi principali che troviamo, ma poi c'è la questione Medio Oriente, ovviamente con i raid di Gaza, di Israele su Gaza, e anche i dazi, perché continuano le trattative fra Stati Uniti e Unione Europea, con gli Stati Uniti che rinviano tutto al 9 di luglio. Ma andiamo proprio sulle prime pagine, partendo dal Corriere della Sera, per farvi vedere il titolo principale. Kiev, le bombe di Putin sui civili. Il raid più pesante da inizio guerra, pensate, per cui stiamo parlando di più di 3 anni, e ultimato lo scambio intanto di prigionieri. Era il primo dettaglio legato alle trattative, lo scambio di prigionieri. A Gaza intanto i camion di aiuti italiani, gli Stati Uniti frenare l'offensiva di terra. Stiamo andando dunque sul Medio Oriente. Ritorniamo invece sul catenaccio per quanto concerne invece la situazione russo-ucraina. Zelensky contro il silenzio americano. Intanto ci sono voci da Mosca, perché sarebbe stato sventato un attacco all'elicottero del leader russo. Addirittura ci sono quotidiani che aprono con questa notizia, poi lo vedremo. Andiamo poi avanti, c'è quello che vi dicevo: Trump che rinvia i dazi per l'Europa addirittura al 9 di luglio dopo aver sentito von der Leyen. Andiamo nelle pagine interne per fare come sempre un piccolo approfondimento anche delle notizie che vi raccontiamo attraverso le prime pagine, e dunque troviamo questa foto che ci riporta ai precedenti 3 anni e vari giorni che sono passati dall'inizio della guerra. Stesse foto, stesse immagini durante il momento in cui si prova magari a venirne a capo. Il più grande raid aereo russo, Zelensky attacca, intanto il silenzio degli Stati Uniti sull'Ucraina, 367 tra missili e droni. Michele, con 12 morti di cui 3 bambini, è una strage sotto questo punto di vista che continua. Mosca che dice elicottero di Putin fu attaccato, è stato nei giorni scorsi, nella settimana scorsa. E poi ancora Trump che riferisce queste parole: non mi piace quello che fa Putin. E poi sull'Unione Europea si cambi passo, torna l'ipotesi di sanzioni più dure, c'è anche l'appello del Papa, ieri ha parlato Leone XIV come vescovo di Roma, e c'è stato un appello al coraggio anche di fermare tutto questo. Andando poi su Israele, che vuole il 75% di Gaza in 2 mesi, anche qui le immagini stranamente, per quello che vediamo tutti i giorni, sono praticamente uguali, quasi non sconvolgono più, anche se non è vero. L'annuncio dell'esercito israeliano sfida le pressioni americane, nuovi raid nella striscia, quasi 40 morti, entrati i primi camion italiani intanto. E poi la questione dei dazi. Donald rinvia i dazi per l'Europa al 9 di luglio. Ieri la telefonata con von der Leyen, Trump smantella il Consiglio per la sicurezza, funzionari licenziati in 30 minuti. È un palleggio continuo fra Stati Uniti
e Unione Europea in questo senso dunque Trump rinvia punti dazi per l'Europa al 9 di luglio. Ritorniamo sulle prime pagine andando su Repubblica per farvi vedere come i titoli sono diversi nei vari quotidiani. Ad esempio su Repubblica si apre con il Medio Oriente, mobilitazione per Gaza, il centro-sinistra pronti a una manifestazione nazionale, uccisi 2 operatori della Croce Rossa. Intanto per quanto riguarda l'Ucraina abbiamo già letto raid su Kiev con Zelensky, colpa del silenzio degli Stati Uniti. I russi intanto denunciano attaccato l'elicottero di Putin. La questione del silenzio degli Stati Uniti diventa il titolo principale di altri quotidiani italiani, come La Stampa, che riporta proprio le parole di Zelensky: il silenzio USA aiuta le stragi, missili su Kiev, almeno 12 morti, abbiamo letto di 3 bambini, Zelensky si appella a Washington, attaccato intanto l'elicottero di Putin, ma ritroviamo lo stesso titolo anche sul Messaggero: Kiev a Trump, se taci aiuti Putin, pioggia di bombe sull'Ucraina, Zelensky che prova a scuotere Donald, e abbiamo visto qualche risposta c'è stata perché Putin ha parlato di quello che pensa in questo momento, Trump ha parlato di quello che pensa in questo momento di Putin, perché però dicevamo non ci sono solo i titoli legati a ciò che ha detto Zelensky agli Stati Uniti, ma qualche quotidiano apre invece con l'attentato che ci sarebbe stato nei confronti di Putin. Ad esempio La Nazione, con questo titolo: volevano uccidere Putin. Il titolo è doppio. E poi c'è la pioggia di missili su Kiev, il Cremlino che denuncia sventato assalto di droni ucraini nel Kursk contro l'elicottero del leader russo. Mosca spinge per nuovi negoziati a Istanbul e Zelensky che accusa il silenzio degli Stati Uniti favorisce lo zar. E poi c'è anche l'intervista a Edith Brooke, la scrittrice 94enne sopravvissuta all'Olocausto. A Gaza i soldati israeliani eseguono ordini disumani, devono ribellarsi al premier. Queste le parole forti che arrivano dalla scrittrice: disobbedite a Netanyahu. È riferito appunto all'esercito di Netanyahu. Sul Libero, come vi dicevamo, c'è chi sceglie di aprire con l'attentato a Putin. Anche in questo caso l'ultima carta, attentato allo zar, i russi rivelano gli ucraini hanno lanciato all'attacco i loro droni durante la visita in elicottero del presidente nel Kursk, senza successo. Cambiamo anche argomento perché sul Giornale invece si parla di questo report che arriva dagli Stati Uniti. Dunque sono le parole fondamentalmente di Trump su Putin, quello che non convince gli Stati Uniti di quello che Putin sta facendo. Dunque sul Giornale questo il titolo: il report degli Stati Uniti, Putin è bloccato. È un report ovviamente che riguarda anche le azioni sul campo, fondamentalmente pressing su Trump che si vuole un po' sfilare, dice il Giornale. L'avanzata russa rallenta, gli 007 è il momento migliore per costringere lo zar a trattare. Ecco da qui le parole che abbiamo sentito da parte di Trump. Cambiamo decisamente argomento, siamo sull'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, perché vi facciamo vedere il titolo che è legato al benessere per quanto riguarda le varie età dell'uomo. Sul Festival dell'Economia vincono, pensate, Bolzano, Gorizia e Lecco, le 3 province in testa alle classifiche della qualità della vita per le categorie anziani, giovani e bambini. Per quanto riguarda i giovani, prima Gorizia, poi Bolzano e Cuneo; per quanto riguarda i bambini, prima Lecco e poi Siena e Aosta; per gli anziani prima Bolzano e poi Treviso e Trento. Purtroppo, come vedete, non ci sono città
siciliane, ma non ci sono città del sud Italia in generale. Questo è il dato che, come spesso emerge da queste considerazioni. Vi facciamo vedere ancora i dazi con il PD che implora la Meloni, è sulla Verità, questo è il titolo. Schlein e compagni per mesi hanno accusato il Premier di rompere l'unità europea andando a Washington. Ora che sul negoziato Bruxelles mostra il fallimento della sua linea, chiedono alla nemica di indurre Donald a più miti e consigli. Ma intanto c'è stato un rinvio al 9 luglio, no? 9 luglio, esattamente, rinvio al 9 di luglio. Dopo la telefonata ne abbiamo parlato fra Trump e von der Leyen, con questa scelta di arrivare fino addirittura al 9 luglio. Ieri, e chiudo, piccola parentesi per lo sport, si è concluso il campionato di Serie A, la Juve è andata in Champions League e ora aspetta probabilmente Conte, che ha vinto lo scudetto con il Napoli e potrebbe diventare allenatore della Juventus. Invece sabato c'è la finale di Champions League con l'Inter coinvolta, con Inzaghi che addirittura potrebbe andare in Arabia ad allenare con 50 milioni di stipendio, pensa Michele. Evviva! D'accordo, noi torniamo invece alle nostre cose un po' più modeste. Vediamo innanzitutto che tempo fa stamattina. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente contesto stabile su tutto il territorio, ma nella seconda parte del giorno sarà possibile qualche fenomeno sulle zone montuose del nord, pianura, così come anche sul medio Adriatico. In Sicilia l'alta pressione sarà dominante, questa infatti garantirà un lunedì stabile e assolato, con cielo dunque sereno e sgombro totalmente da nuvole. Temperature massime diurne che saranno miti, localmente infatti si arriveranno a toccare i 26-27 gradi. E dunque nulla da segnalare poi per la giornata di martedì, contesto anticiclonico su tutta la Sicilia, una giornata ampiamente assolata, ancora una volta con cielo sereno e terso, al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di lievi velature. Temperature massime diurne senza particolari variazioni, localmente però saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Totino, è tutto un programma. Adesso però torniamo seri, perché abbiamo due ospiti importanti, Laura Bonaccorso che è presidente del Rotary Catania e Alessia Mauri che è segretaria dello stesso club. Benvenute, grazie per essere con noi. Sono reduci da un bel successo importante al Teatro San Giorgi di Catania, dove si è esibita per la prima volta un'orchestra straordinaria. Che cos'era? L'Orchestra Mondiale dei Medici. È un'orchestra dei medici che infatti permette ai medici che hanno la passione per la musica di coniugare appunto la passione per la musica classica con il voler far bene nel mondo. Non tutti italiani. Pochissimi italiani direi, perché su 70 elementi, 60 provenienti da ogni parte del mondo. Voi pensate dal Giappone, dal Canada, dall'Inghilterra, dalla Scozia, dalla Germania, da ogni parte del mondo apposta qui a Catania per un grande progetto. Ma che meraviglia! Di che si tratta come progetto? Volete accennarlo insieme? Certo, il progetto appunto è un progetto che il Rotary Internazionale porta avanti ormai da 40 anni, si chiama End Polio Now, è il progetto che mira a far scomparire, a debellare definitivamente la poliomielite dal mondo. Quindi ormai abbiamo vaccinato oltre 3 milioni di bambini, ma continua purtroppo a presentare dei casi chiaramente nei paesi ancora in guerra, dove il vaccino... Questo è un successo, non lo facciamo per piaggeria, è un successo autentico, perché 3 milioni di bambini che sono stati vaccinati significa quasi far cessare questa malattia. Purtroppo, come diceva la Presidente,
ogni tanto riemerge. Ma mancano soltanto 2 stati del mondo, il Pakistan e l'Afghanistan, perché c'è una difficoltà di accettare la vaccinazione. Sì, ma è difficile fargli capire che è un bene fare il vaccino ai bambini, ma sono tanti anni che il Rotary lavora con questo progetto Polio Plus e proprio veramente manca pochissimo e la poliomielite sarà eradicata. Naturalmente anche i medici di Catania hanno dato un contributo. Assolutamente sì. Il club del Rotary. Assolutamente sì, non solo i medici all'interno del club, ma abbiamo avuto la sponsorizzazione e il patrocinio appunto dell'Ordine dei Medici di Catania, dell'ASP 3 di Catania, nonché del Comune di Catania, tutti uniti anche con le istituzioni appunto per un grande progetto dove mettiamo non solo appunto il nostro obiettivo che è far bene nel mondo, ma anche un bene maggiore che è quello del benessere comune appunto nello sconfiggere la malattia. Stiamo sentendo sottofondo molto leggermente qualcosa, guardiamo un attimo 2 immagini, godiamocele. La possiamo alzare l'audio? Ecco. Eravate a San Giorgi, Sì, assolutamente. Che bello, Con il sovrintendente presente. Il direttore d'orchestra Stefan Willich, che è anche un rotariano del Rotary di Berlino, che ha avuto l'idea di creare questa orchestra nel 2008 e loro vanno in tutto il mondo, quindi è stato un privilegio per Catania avere questa orchestra. Ma non c'è dubbio. Ma veramente è stato... sono appassionati, sono ben uniti e poi pensare che sono dei medici, che sono così bravi anche come musicisti. Ma sembra un'orchestra di professionisti. Veramente è stato sono professionisti, è stato un concerto di altissimo livello come potete ascoltare e tra l'altro veramente persone impegnate che appositamente sono venuti in Sicilia, cioè sono partite da ogni parte del mondo solo ed esclusivamente per fare bene nel mondo, quindi è un progetto grandissimo e abbiamo avuto l'onore appunto di ospitarli. E l'accoglienza del pubblico è stata eccezionale, no? È stato eccezionale, un teatro pieno, gremito, veramente eccezionale. A San Giorgi di Catania. Al San Giorgi di Catania, con la presenza appunto del sovrintendente Giovanni Cultra di Montesano, eravamo veramente felici di averli e loro felici di essere, cioè un'orchestra che prima di noi è andata a New York, è andata voglio dire nelle grandi città e che ora viene e conosce la nostra città, la nostra Sicilia, quindi Catania vetrina per il mondo diventa una cosa eccezionale. Con un progetto bellissimo, quello di far eradicare scomparire una malattia così importante. Assolutamente. E già il Rotary, come dicevate prima, ha ottenuto un successo importante, 3 milioni di bambini vaccinati, ma adesso il progetto va avanti e continua naturalmente, ma non è l'unico, avete tanti... Assolutamente, questo è stato solo l'ultimo progetto, ma noi abbiamo appunto progetti anche di lungo raggio e lungo respiro, come Musica Insieme a Librino, che abbiamo avuto l'orchestra fondata appunto a Librino, che ha suonato da ultimo giorno 23 davanti al Tribunale di Catania in occasione della commemorazione di Giovanni Falcone. O ancora comunque abbiamo progetti internazionali come quello che ci ha visto progettare, grazie alla comunità europea, la giornata del blu del mare, appunto per il mare, con i più grandi professionisti e con l'intervento del ministro Salvini, che è intervenuto appositamente per raccontare e sostenere anche l'economia siciliana. Abbiamo avuto altri progetti, come il progetto della Stella della Pace, da ultimo appunto 15 giorni fa è stata inaugurata il Terminal Cruise, perché abbiamo pensato che il Terminal Cruise, che è un posto dove in soli pochi mesi passano 250.000 visitatori, voi pensate che aveva bisogno di una vetrina bella e appunto abbiamo coinvolto le scuole catanesi, abbiamo coinvolto le istituzioni affinché ci fosse una Stella della Pace, che non sono altro che 4 vetrine grandissime, 4x2, che permettono con i simboli del Rotary e della pace di essere una vetrina, un ingresso eccezionale per Catania, quindi poter vedere che Catania è impegnata anche nei progetti di pace e di amicizia, che poi sono l'obiettivo del Rotary Catania. Non solo, ma per esempio il concerto del San Giorgi l'altro giorno è la conferma che i Rotary concepisce la salute, che è l'elemento fondamentale, perché questi bambini, se non stanno bene, non possono pensare al proprio futuro, come bene comune, cioè non è più una questione solo individuale, giusto? Sì, ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima, che ha suonato a questo concerto anche Riccardo Obiso, che è un violinista solista siciliano, palermitano, di soli 23 anni,
perché era veramente eccellente. È fratello di Andrea, ma lo vedo nelle immagini, per questo ci ho pensato. La sua parte è stata importantissima perché lui è proprio siciliano e quindi sì, lo vedete sulla sinistra accanto al direttore d'orchestra, è giovanissimo, si distingue dagli altri. Prego. Teniamo a precisare che tutti hanno suonato in modo assolutamente gratuito. Sì, Questa è eccezionale. Ma dobbiamo parlare di questo giovane talentuoso. Loro hanno appoggiato questo progetto del Rotary, ma loro suonano gratuitamente ovunque per differenti progetti. Quindi noi abbiamo questo progetto rotariano, ma loro poi quando fanno beneficenza negli altri posti sostengono anche altri progetti. Quindi non è la banca, non è l'Orchestra Mondiale dei Medici che appoggia il progetto Poliplus, ma appoggia qualunque tipo di progetto andando nei vari posti del mondo a suonare. Quindi è una cosa eccezionale. E in questa fase un po' turbolenta, per dire un eufemismo, il Rotary riesce a fare iniziative di questo genere, perché ovviamente l'appello per la pace è il primo per il Rotary, però ci sono difficoltà grosse e purtroppo conflitti, come abbiamo appena sentito nella rassegna stampa con Marco Carli, che continuano in Ucraina come nel Medio Oriente. Come ben sai, il Rotary sarà complicato riuscire a fare così. Sì, intanto sai bene, il Rotary è diffuso in tutto il mondo, questo ci dà la possibilità di fare progetti internazionali. Uno dei progetti di quest'anno, proprio per sensibilizzare un po' tutte le parti del mondo nell'accogliere la pace, perché la pace comunque si deve accogliere, si deve cercare e creare, è quello appunto poc'anzi abbiamo detto la stella di pace. Ogni Rotary si è impegnato a dare un simbolo alla propria città in cui affermiamo che desideriamo fortemente la pace, quindi non solo all'interno del nostro Rotary, della nostra comunità, ma anche come simbolo aperto al mondo. E quindi tutti i Rotary del mondo, in particolare nel nostro distretto 2110, hanno cercato di creare e di progettare qualcosa che simboleggiasse questo nostro desiderio di pace nel mondo e di amicizia nel mondo. D'altronde è quello che siamo portati a fare. Il nostro obiettivo è quello di sacrificare il nostro tempo, dedicarlo più che sacrificare il nostro tempo, affinché la nostra professionalità sia posta a servizio dell'amicizia e della pace nel mondo. E poi i contatti internazionali, essendo i Rotary a livello globale, riuscite comunque a farli pervenire, sia pure con difficoltà, nei luoghi dove questo vostro sentimento, che poi significa di migliaia di persone, perché i rotariani nel mondo sono migliaia, quindi... Ma guarda, ci sono moltissimi progetti che Rotary International fa proprio allo scopo non solo della pace, ma proprio della maggiore comprensione tra i popoli, che poi è la base per la pace. E sono progetti che non solo aiutano in caso di guerra, quindi con i nostri interventi, con un aiuto proprio materiale, ma anche a cercare di prevenire. Mi fa venire in mente una cosa molto bella, ho scoperto da poco che dopo la seconda guerra mondiale i primi contatti tra la Francia e la Germania, capirete bene, erano contatti importanti. Anni terribili. I primi a dire avviciniamoci, stringiamoci la mano. Io penso con quale animo i francesi hanno stretto la mano ai tedeschi, che sono stati proprio i rotariani. Quindi è una cosa, è un sentimento per concludere, importante. Il prossimo appuntamento a Catania del Rotary Catania? Abbiamo degli appuntamenti bellissimi. Un prossimo appuntamento, guarda, ospiteremo la giustizia, tra virgolette, catanese proprio nei nostri... sì, con il non sveliamo troppo presto, però avremo modo di parlare di giustizia. Avremo modo di affermare che è una cosa importante, non c'è dubbio. Si lavora per questo. Complimenti e grazie per essere state con noi. Laura Bonaccorso, presidente del Rotary Club di Catania, Alessia Mauri, consigliere segretaria. Grazie. Buon lavoro. Grazie a te. Breve pausa e tra poco parleremo di altro e ci sarà con noi in collegamento da Londra Marco Barbello, che è il corrispondente della RAI proprio dalla capitale britannica. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, viaggio lampo, ce ne andiamo a Londra, andiamo a trovare il corrispondente della RAI Marco Barbello. Ciao Marco, benvenuto. Eccoci, ciao Michele, ben ritrovato dopo un po' di tempo, mi fa piacere. Siamo stati per anni insieme naturalmente al telegiornale. Marco è autore, oltre ad essere da 10 anni corrispondente di tutte le vicende di Londra, dell'Inghilterra, è anche autore recentemente di un nuovo libro che si intitola I luoghi del potere, edito da Solferino
E noi che qualche volta, una volta o due a Londra ci siamo stati, ci vengono in mente, che ne so, Marco, correggimi se sbaglio, Westminster, Downing Street, che sentiamo sempre dire quando parla il Premier. Sono questi i luoghi del potere ancora? Sono sicuramente questi e ce ne sono molti altri, basta per le vicende reali ovviamente ricordare Buckingham Palace piuttosto che la City per quello che riguarda tutta la parte economica finanziaria. Diciamo che il libro porta il lettore lungo un viaggio dai luoghi principali di Londra, ma in che chiave? Faccio un esempio rapidissimo, non so se qualcuno ha visto il documentario di Alberto Angela su Rai 1 qualche giorno fa, un paio di settimane fa, diceva sulle note di Londra. Ecco, Alberto Angela ha fatto un giro di Londra con una playlist, con una colonna sonora delle musiche più famose, Amy Winehouse, i Beatles ovviamente, i Pink Floyd con la centrale elettrica di Battersea. Ecco, io ho fatto la stessa operazione con gli eventi che sono accaduti nell'ultimo decennio, che è quello secondo che mi ha visto responsabile dell'ufficio di corrispondenza della RAI, perché è stato un decennio veramente storico. Cito soltanto due fatti, e cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma è successo prima che un paese se ne andasse, e la morte della regina Elisabetta. Quindi i due pilastri della politica internazionale anche di questo paese e della vicenda monarchica che sono cambiati proprio nel corso di questo decennio. Allora andiamo con ordine, Marco. Ti chiedo il cambiamento innanzitutto dei Windsor. L'impressione che si ha da chi ha una visione superficiale di queste cose come noi, non esperti come te, è che comunque Carlo III, la sua presenza un po' più vicina ai sudditi, stia un po' modernizzando, se posso usare questo termine, la figura, diciamo, dei reali britannici. Ci sbagliamo? No, allora assolutamente non ti sbagli, e secondo me la chiave è stata la sua malattia. Fin quando non è sparito per qualche giorno, ma poi insomma un sovrano in tempi di social non può, che è anche il capo dello Stato peraltro, non è che può sparire senza che nessuno se ne accorga o senza dare spiegazioni. Ecco, la trasparenza che lui stesso ovviamente ha voluto in questa sua vicenda molto personale e anche molto diffusa. Sappiamo che il tumore alla prostata è una delle sindromi più comuni negli uomini dopo una certa età. Ebbene, questa sua trasparenza sulle condizioni fisiche, quasi a sottolineare che siamo tutti esseri umani, lo ha avvicinato molto e gli ha dato anche un'immagine diversa rispetto a quella di prima, molto forse più rigida, molto più legata a vicende private come il matrimonio poi fallito con la principessa Diana e la sua nuova vita con l'amante di sempre Camilla. Quindi rispetto alla quasi sacralità che ancora circondava la regina Elisabetta, ecco che Re Carlo è molto più vicino anche alla gente, come deve essere un sovrano del terzo millennio. Veniamo alla questione della Brexit. Noi adesso non vorremmo parlare di politica come si fa di solito nei talk la sera, però è inevitabile con un personaggio come te, insomma ci teniamo molto. Allora, l'Inghilterra si sta riavvicinando all'Europa con il gruppo dei volenterosi per la questione dell'Ucraina. È possibile un rientro, detto un po' alla grossa? Allora, la risposta all'ultima battuta tua e domanda tua è no, almeno per qualche generazione, ma questo però non esclude che il riavvicinamento ci sia e sia evidente. Il sottotitolo del mio libro è proprio il ritorno del Regno Unito tra i protagonisti delle sfide globali e devo dire, quando ho cominciato a scriverlo, cioè nell'autunno dell'anno scorso, si basava questa mia intuizione che ci sarebbe stato un evidente riavvicinamento al resto d'Europa, al resto dei paesi europei
europei, che poi siamo i vicini di casa, che siamo i dirimpettai rispetto al Regno Unito, basta attraversare la Manica. Ebbene, si basava questa mia intuizione soltanto sul fatto che c'era stato un cambio politico dai conservatori, 14 anni di governi conservatori che avevano voluto l'uscita dall'Unione Europea, ai laburisti che nel loro programma elettorale avevano proprio scritto la parola reset, cioè un riavvio nei confronti dell'Unione Europea. Però fino all'inizio di quest'anno non era successo granché, anzi quasi niente. Io mi chiedevo ma cosa sto scrivendo? Invece un effetto collaterale, diciamo benefico, della presidenza e del cambio di amministrazione americana con Trump è stato proprio quello di riavvicinare il Regno Unito in chiave di che cosa? Sicurezza e difesa sulla tragedia e sulla guerra ucraina, e poi anche avrete visto nelle cronache che la scorsa settimana, proprio una settimana fa, che c'è stato il vertice a Londra con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, e sono già cambiate alcune cose. Se abbiamo tempo posso spiegarlo anche in chiave di interesse dei nostri ragazzi, perché con la Brexit è stato in questi anni molto più difficile, se non impossibile, venire oltremanica a studiare e a lavorare come facevano tanti ragazzi italiani e anche siciliani. Ma anche una notizia di poco fa, se non sbaglio, abbiamo letto che è ancora più complicato arrivare a studiare e anche a lavorare nel Regno Unito. Come stanno le cose? Ci sono due percorsi paralleli. Da una parte, paradossalmente, l'uscita dall'Unione Europea ha non diminuito ma aumentato l'immigrazione verso il Regno Unito legale, parlo, perché gli europei sono diminuiti in maniera veramente drastica, perché prima si veniva con la libera circolazione, si andava, si veniva, adesso chiedere visti costosi di lavoro e di studio, gli europei non sono abituati e i ragazzi spesso dicono vabbè andiamo da un'altra parte, anche per lavoro. E quindi cosa è successo? Sono arrivati tantissimi extraeuropei, asiatici, africani, australiani, la lingua favorisce, e quindi le norme più restrittive a cui ha fatto accenno tu riguardano l'immigrazione in generale, ma per i ragazzi europei sotto i 30 anni, fra poco, e uno degli esiti di questo vertice di cui parlavo è stato proprio di sbloccare la situazione, fra poco verranno dati dei visti molto più semplificati, praticamente si potrà come prima venire a studiare e a lavorare senza chiedere troppi permessi, almeno per un periodo temporaneo. Quindi le cose per gli europei stanno in realtà migliorando e non più restrittive, ma più diciamo tornando come prima a una certa libera circolazione. Bene, grazie anche per questo. Ti chiedo un'ultima cosa che è inevitabile, mi perdonerai tu che sei un esperto di politica estera, però noi siamo sempre curiosi di sapere come vanno le cose nella famiglia reale. A che punto sono i turbolenti, se posso usare questo termine, o non sempre facili, i rapporti tra i due fratelli, William e Harry? Allora, nel libro ovviamente c'è una grande quota di vicende reali. Mi sono abbastanza divertito a raccontare quello che di solito non si racconta del retroscena della monarchia in termini di istituzione, cioè qui ci sono ancora i lord ereditari in Parlamento piuttosto che i vescovi in Parlamento che votano le leggi, proprio perché c'è ancora una istituzione direi anacronistica come la monarchia. Sulle vicende familiari, perché qui c'è un doppio livello, le vicende familiari non si sbloccano perché Harry è un pasticcione e avrete visto anche le ultime vicende, poi comunica soltanto via mezzi di comunicazione, cioè dalle interviste in televisione, che in quell'ambiente e nei rapporti col padre e soprattutto col fratello maggiore William e futuro re non funziona. Sarebbe meglio qualche telefonata privata. Te lo consigli magari. Grazie Marco. L'ho consigliato spesso. Ecco, bravo. Non avevo dubbi. Marco Barbello, corrispondente della RAI, autore tra l'altro adesso recentemente di Londra, i luoghi del potere, edito da Solferino. Grazie per essere stato con noi, complimenti e buon lavoro. Informaci anche sulla famiglia reale, che ci stiamo sempre attenti noi italiani. Assolutamente. A presto. Grazie, buon lavoro. Ciao Marco, adesso facciamo una breve pausa e tra poco sarà con noi Viola Valentino. Chissà se canta, magari canta, non lo so. State con noi, buongiorno Sicilia.
Sicilia è con noi, eccola qua, Viola Valentino. Buongiorno Applausi, a tutti, applausi, grazie. applausi. Fresca sposa catanese. Sì. Che bello, complimenti. Grazie. Allora, chi è il fortunato? Si chiama Francesco. Francesco, è del ramo, come si suol dire? Sì, lavora con noi. Lavora con te, bene, bene. E poi Viola Valentino è il protagonista di una serie televisiva che immaginate un po' come si potrebbe chiamare. Si chiama Comprami, che è il successo che l'ha lanciata, è indimenticabile. Ecco, questa serie che cosa racconta, Comprami? Ma racconta un po' tutta la vita di una persona praticamente, cioè, dagli inizi ad adesso. Fantastico, come dire, come ti sei sentita? Ma, una star pazzesca. No, io sono una persona molto modesta, mi sono sentita una bella lavoratrice. Perché continui a lavorare e Sì. continui a produrre. Adesso hai anche una nuova collaborazione con Roberto Serafini. Roberto Serafini. E che cosa produce questa collaborazione? Stiamo facendo brani, è un brano molto importante che si chiama Lady Blue. Lady Blue. Insieme, sì. E cantate insieme? Sì. Allora, questo è molto bello. Roberto Serafini. Cacchio, da queste parti anche lui? Sì. Di Assolutamente siciliano. Siciliano, ma questo è un altro orgoglio della nostra terra. Fantastico. Tra le altre cose è molto conosciuto da tutte le parti. Certo. Beh, questo ci fa enorme piacere. Parliamo un po' di te e parliamo anche dei momenti difficili che tu peraltro hai raccontato. La malattia, per esempio, com'è stato? È stato un periodo complicato, no? Beh, è stato un periodo difficile, di preoccupazione, però ringraziando Dio è andato tutto bene, di conseguenza siamo qua. Ti vediamo, fantastica. No, io mi permetto di dare del tuo a Viola Valentino perché questo risale nei tempi della vita in diretta, è inutile nasconderlo. Senti, hai ricordi per esempio con personaggi come Thomas Milliam che ha recitato in un film con te. Sì. Thomas era una persona stupenda e mi rimarrà sempre nel cuore. Poi Corbucci, poi Bombolo, poi tante altre persone Quindi che hanno ci sono partecipato. una galleria sì. di incontri e di personaggi, compreso Gino Paoli. Gino Paoli è stato il mio primo produttore. Gino Paoli è stato il mio primo produttore. Nel senso, posso raccontare brevemente quello che è accaduto? Puoi raccontare, siamo tutti qui in attesa di sentirti. Io accompagnai Ricky Maiocchi, una sera mi chiese se potevo accompagnarlo prima di andare a casa perché abitavamo fuori Milano e mi disse puoi accompagnarmi prima di andare a casa in una parte. Arrivammo in questo posto, c'era scritto fuori senza fine, io non sapevo che cosa fosse. Senza fine, niente meno. Senza fine. E ci mettemmo seduti ad attendere e sentivamo due persone che parlavano. A un certo punto uscirono, erano Paoli e Lavanoni. Paoli e Lavanoni. Parlavano fra di loro? Parlavano tra di loro. Davano retta. Ecco. Poi dopo a un certo punto uscirono in questa stanza, in questa d'attesa, e lui mi guardò e mi disse tu sai cantare Paoli? E io gli risposi no. Ah, così gli hai risposto? E lui mi disse secondo me tu sai cantare e da lì nacque tutto. Ma meraviglia, e cosa avete inventato? Comprami l'avete. Non era Comprami, era solo, me lo ricordo neanche qual era, però comunque... Sola, sei una bomba, Sera con i fiocchi, Sì. Giorno popolare, romantico. Poi c'è stato un susseguirsi di I cose. successi, fantastico. Senti, ma il tuo rapporto con la Sicilia a questo punto, visto che tuo marito è siciliano e ti sei sposata a Catania. Sì, ma io sono sempre stata in buoni rapporti con la Sicilia, perché ogni volta che dovevo venire in Sicilia per lavoro, per fare delle serate, eccetera, eccetera, ero molto felice. Tra le altre cose io ho un fan club che è guidato da Tullio Mori, che è un ragazzo che mi segue da tanti anni, e ha fondato anche questo fan club qui in Sicilia. Fan club? Sì. Caspita. Sì. Quindi sto bene.
è qui. Ma non c'è dubbio, si vede, poi uno che si è appena sposata, figuriamoci. Senti, ma nella serie tu hai messo un po' mano, hai controllato, hai verificato che fosse tutto a posto oppure hai detto no, fate Mi sono voi? lasciata al caso, sembra che mi lasci al caso, ma controllo. Ah, controlli. E quali sono, non so, per esempio l'inizio com'è? Un inizio della tua gioventù oppure del tuo successo più popolare come Comprami? No, comincia tutto dalla mia gioventù e dai miei incontri e tutto il resto. Comunque l'incontro fatale è stato con Gino, questo è poco ma è sicuro. Bene, quando lui dice secondo me tu sai cantare, senza che tu abbia cantato, come viene? Ma è bello che io gli risposi no. Capito? Ma tu gli hai detto no, non so cantare. Perché facevo tanto lavoro. Poi c'era la Vanoni lì. Capito? Non mi emozionai in quel momento. Lui mi chiese, io gli risposi, tranquilla. E siete rimasti in buoni rapporti? Sì. Adesso ho saputo che la Vanoni non sta bene, ci dispiace molto, naturalmente tutti. Indirettamente le inviamo un messaggio di affetto. Di affetto, di auguri, di tutto. Di auguri naturalmente. Ma la serie dove sarà messa in onda? Per la Rai o per le serie diciamo su online? Ma no, noi speriamo per la Rai, adesso vediamo un po', stiamo contrattando, stiamo vedendo, insomma. Comprami, naturalmente. Comprami. Ma la storia di Comprami qual è? Dai, si può raccontare un po' brevemente? Come nasce Comprami? Non c'è una storia. Ripeto, è tutto nato per caso, è nata per caso anche Comprami, che è stata la canzone che mi ha portato più fortuna. Nella vita tutto succede per caso, secondo me, ed è successo per caso anche questo. Nella vita tutto succede per caso, questo è bellissimo. E raccontami anche della collaborazione con Roberto Serafini, qualche cosa in più rispetto a quello che hai detto prima. Anche questa per caso? Anche questa per caso, perché comunque io non immaginavo di arrivare qui, di trovare un collaboratore come lui, che è una persona estremamente seria, simpatica, rompipalle, però vabbè. Perché un po' rompipalle, come tutti i professionisti seri, per quello? Sì. Rigoroso? Sì, rigoroso. Invece tu come sei? Sono più disinvolta, più stravagante, sono un po' un animaletto da frenare ogni tanto. Ah sì, Ti piace così? Sì. Beh, sei spontanea. Comunque quando sono sul palco, quando sono in televisione, sono sempre molto precisa e rigorosa, seria. Professionale. Sì. Poi nel privato come sei? Un po' pazzerella. Un po' pazzerella. Fantastico. Di che segno sei, se posso? Sono del Cancro. Del Cancro. Ah, però io ho l'ascendente del Cancro. Hai visto? Allora sai un po' i pregi e i difetti. Un lato un po' allegro, diciamo. Senti, che progetti abbiamo allora adesso? Con l'inizio della serie poi tu farai concerti? Collaborazione, siamo in ballo con i concerti per tutto il periodo che verrà, stiamo lavorando alla preparazione di queste cose, insomma, che sono le cose più importanti. Il contatto diretto con la gente è la cosa più importante, di conseguenza vederli, sai, ti vedono per televisione, ti sentono radiofonicamente, però quando sei su un palco e ce li hai davanti diventa una sorta di strana famiglia. Io ho questa facoltà di portarli a me, ma non per ruffianeria, perché sono semplice e di conseguenza loro accettano questa mia semplicità e arrivano a tutti. Questo è bellissimo. Ma è sempre così. L'esibizione pubblica dà questo regalo che... Sì, io mi comporto come fossi un'amica, capito? Sul palco, non mi do arie, non mi do importanza, quindi loro gradiscono molto questo mio comportamento, me ne rendo conto serata per serata. Che bello. E progetti musicali ne hai? Ma sai, i progetti ci sono sempre, di conseguenza uno fa qualcosa, però sta già pensando a quello che farà dopo quella cosa. Ti capisco. Quindi i progetti ci sono continuamente, indubbiamente progetti sempre. Poi qualcuno viene portato, anzi molti vengono portati in fondo, molti magari vengono lasciati in disparte, però i progetti ci sono. L'ultima cosa che ti chiedo però è la curiosità pura. Com'è che nasce la serie? È arrivato uno e ti ha detto
voglio fare una serie su di te che si chiama Comprami. Le cose nascono per caso. Per caso. Capito? Secondo me è il caso. Cioè, conoscendosi, parlando, raccontandosi l'uno all'altro, poi vengono fuori le idee. Ed è venuta fuori questa idea qui. Bellissima. Ecco, Quante puntate già avete in mente? Non abbiamo ancora in mente stabilito, perché comunque bisognerà vedere anche che cosa succede strada facendo. Però io spero tante, onestamente. Spero tanto, anche noi speriamo tanto. E poi facci sapere naturalmente su che rete sei, perché ci teniamo a vederla. Ve lo comunicherò. Certo. Ve lo dirò, ve lo verrò a ridire qui. Magari ecco che bello, torni con Roberto Serafini, magari, e così, e magari ci fai conoscere anche tuo marito. Sì, va bene. Posso nominarlo? Lo posso nominare? Sì. Francesco Mango, ecco, ho fatto tutto. Okay. Grazie, complimenti, grazie di essere stata con noi. Viola Valentino, ti vedremo presto nella tua serie Comprami. E adesso facciamo una pausa, è il momento dell'almanacco. Buongiorno Sicilia. Oggi ci spostiamo in Polonia perché è qui che ogni 26 maggio si celebra la festa della mamma. Le origini di questa celebrazione risalgono alle tradizioni antiche e al culto delle dee. Nell'antico Egitto le donne erano identificate con la dea Iside, protettrice delle famiglie, moglie, madre e padrona della casa, e che attraverso la magia dell'amore aveva il potere di guarire e curare i malati. Ma come può una navicella spaziale immettersi in orbita? Per rimanere nello spazio e non ricadere sulla Terra, un veicolo deve raggiungere un'orbita stabile, circolare o ellittica, a una quota sufficiente per evitare di essere rallentato dalla resistenza dell'alta atmosfera. È prima di tutto necessario vincere la gravità della Terra per immettersi in un'orbita stabile. Per mantenerla, ad esempio a quota 200 km dalla superficie, pensate che è necessario che il veicolo raggiunga i 28.000 km/h. È il momento dell'oroscopo e quindi è il momento del nostro Marco Amato. Marco, ci sei o sei a bere il caffè? Eccolo lì. Entrambe le cose, ci sono e beve il caffè. Buongiorno, buon inizio settimana. Buongiorno a te. Senti, ma hai una camicia stupenda, primaverile, o sbaglio? Primaverile sì, perché invocavo finalmente il bel tempo, perché muoio dalla voglia di andare al mare, e anche la tazzina con il manico a farfalla sa di primavera e quindi di È bella vero, stagione. manico a farfalla, non l'avevo notato, che sciccheria, quante ne sa Marco. Va bene, a te la parola. Dunque, oggi vi narro di un risveglio zodiacale perché cambia un po' tutta la configurazione del cielo, ed è quello del Leone, in particolare di Antonio Conte, allenatore del Napoli, che ha vinto lo scudetto. Benissimo, il segno del Leone con Marte, appunto, che guarda caso è proprio il pianeta che riguarda le attività fisiche. Quindi una bella e meritatissima vittoria per un Leone che finalmente riprende il suo ruolo da leader e da dominatore. Ma perché questo accade nello zodiaco, in particolare ai segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario? Perché ieri Saturno si è spostato di segno zodiacale, non è più in Pesci e inizia il suo triennio in Ariete. Ebbene, questo riconfigura tutto, perché per farvi capire al meglio come funzionerà questo Saturno più primaverile, più spogliato della sua carica invernale, faccio semplicemente presente che per vincere una battaglia ho bisogno di un valido guerriero, quindi un Ariete, ma per vincere la guerra ho bisogno di Saturno, dello strategos. Quindi strategia e azione si uniscono in un rinnovo planetario. Cambierà un po' la configurazione di tutti i segni. Oggi anche Mercurio si sposta nei Gemelli e il dio dei piedi alati riprende l'argento vivo.
Quindi succede che l'Ariete è sicuramente avvantaggiato perché il grande Saturno è nei vostri gradi, quindi usatelo bene per fare carriera. Il Toro, un po' meno pensieri e meno ansia da prestazione, con un Saturno che non vi chiede più di dimostrare niente a nessuno. Gemelli, giornata quanto mai fortunata, Saturno a favore e il vostro pianeta Mercurio finalmente nei vostri gradi. Che dirvi, non rimane che da vivere. Cancro, per voi inizia una quadratura di Saturno e un Mercurio che vuole suggerire tutta una serie di analisi e di revisioni del passato per capire il perché siete addivenuti alla situazione attuale. Leone, un Saturno di Trigono e il toccasana che aspettavate, la spinta e la colonna che volevate per riprendervi di nuovo la carriera che nell'ultimo triennio non è stata particolarmente brillante. Il Leone alla riscossa. Vergine, la buona notizia è che finalmente Saturno non è più in opposizione, quindi non avete più Saturno contro, quindi toglietevi quel musino un po' pensieroso e tornate a gioire e a vivere. Mercurio è anche il vostro pianeta in Gemelli, quindi attenzione a non dire troppo. Bilancia, Saturno è contro e in opposizione. Cari Bilancia, Saturno vi chiederà una revisione di tutta una serie di cose che hanno a che fare col lavoro e col passato. Godete invece da oggi dell'appoggio di Mercurio, quindi torna la comunicazione. Scorpione, bellissima notizia per voi perché il vostro cielo è sgombro, Scorpione quindi a briglia sciolta, uno Scorpione decisamente più leggero e un po' con le follie uraniane che ancora imperversano. Sagittario, per voi è un Saturno di Trigono, ottimo per cementare tutta una serie di progetti a cui tenevate, per rendervi conto che l'amore è ancora dalla vostra. Venere anche in Ariete, quindi anche essa in Trigono, quindi amore da costruire per i Sagittari. Capricorno, Saturno è il vostro timone, cambiando segno zodiacale, seppure si trova in una posizione di quadratura, i Capricorno saranno più svecchiati, più primaverili, più dinamici e meno pensierosi, quindi forza, una botta di vita per i Capricorno. Acquario, Saturno è anche uno dei vostri pianeti, voi avete l'originalità uraniana, ma anche la freddezza e la presenza di spirito saturniana. Saturno torna amico in una posizione ottima in cui comunicare, costruire carrieristicamente sarà finalmente possibile, i sogni diventano realtà. Pesci, un cielo per la prima volta libero da ospiti planetari. Dopo 14 anni di Nettuno e 3 di Saturno, adesso finalmente siete liberi di fare come volete. E detto questo, auguro a tutti un buon inizio settimana e buon Saturno a tutti. Ciao! Ciao, ricambiamo tutti naturalmente, anche Marco Carli, vero? Certo, ricambio, poi ho sentito, ha parlato anche di sport, di Conte, per cui ne abbiamo parlato anche poco fa. Io invece vi porto e chiudo con la rassegna stampa sull'altra voce perché il titolo è diverso rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza e parla di famiglia. C'è anche un punto interrogativo, senza famiglia ma come? Tradizionale non, resta il baricentro sociale ed economico mondiale. A proposito di economia, il problema diventa proprio questo, soprattutto in Italia. Nel 2024, secondo l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie italiane è aumentato del 2,7%, ma il potere d'acquisto reale è aumentato solamente dell'1,3%, una forbice abbastanza significativa. Michele. Grazie Marco, Marco con noi tornerà presto anche a fare altre rassegna stampa, lo faremo alzare all'alba altre volte. E invece noi ci lasciamo con un successo di un po' di anni fa, di Biagio Antonacci, famosissimo, si intitola Non vivo più senza te, e noi Non vivo più senza te, capita.